Cari telespettatori, ben ritrovati, buona serata a tutti, ben arrivati anche i nostri graditissimi ospiti che ci consentono di approfondire un tema che più volte, nostro malgrado, dobbiamo affrontare. Nostro malgrado perché vuol dire che le cose non vanno così bene, naturalmente, quando se ne parla vuol dire che qualcosa non quadra. Voi lo sapete bene perché quando si parla purtroppo ai noi di sanità pubblica c'è di che dire, ci sarebbe di che fare, ma come, in che termini, cosa, lo facciamo in collaborazione con lo SPCGL del Veneto e quindi ben arrivato qui con noi Ugo Aggiollo, segretario SPCGL Veneto, Buonasera. Con delega al welfare. Ben arrivato in rappresentanza del nazionale, perché questa è una questione sì territoriale e regionale, ma anche di portata nazionale, e quindi Stefano Cecconi, segretario SPCGL nazionale. Grazie di essere qui. Poi abbiamo anche il collegamento con Chiara Luisetto, che è vicepresidente della quinta commissione in regione del Veneto, quindi consigliere regionale. Grazie anche a lei. Benissimo, allora vediamo un po' di inquadrare la situazione. Perché noi parliamo di questo? Perché voi, il sindacato della CGIL, in realtà organizzerà da aprile una raccolta firme per una proposta di iniziativa popolare sulla sanità pubblica. È una cosa importante, io direi che è una cosa grossetta. Però per far capire che cosa, la valenza che potrà avere e cosa si vuole fare, do intanto il là a lei segretario, poi vediamo un po' sul nazionale, entriamo nell'aspetto politico anche e tecnico, perché poi la regione ha un suo peso. Sì, buonasera a tutti intanto. Come lei diceva, noi da anni stiamo discutendo di come funziona la sanità nel nostro territorio e più in generale in tutto il Paese. Per noi il diritto universale alla salute si fonda sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere un servizio sanitario pubblico e in grado di dare le risposte di cui i cittadini hanno bisogno. Quello che a nostro avviso è avvenuto, ma non a nostro avviso in questo caso, negli ultimi anni è che sostanzialmente un po' alla volta si è depauperato il patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale. Su tante questioni, portando parte della popolazione che ne ha bisogno o a non trovare le risposte da parte del servizio sanitario o per trovarle a dover, diciamo, tirar fuori i soldi di tasca propria o ancora nel proprio non trovarlo, perché i tempi erano troppo lunghi, perché le possibilità di avere delle risposte non c'erano e quindi anche una buona fetta della popolazione a un certo punto ha rinunciato. Come CGIL noi lanceremo nelle prossime settimane, credo dalla metà del mese di aprile, una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che non vuole rifare, diciamo, la 833, la legge a fondamento del Servizio Sanitario Nazionale, ma anzi vuole sostanzialmente prevedere delle norme che rafforzino il tema della difesa della salute, che lo rafforzino da vari punti di vista. Quindi parte esattamente dalla riaffermazione di quelli che erano i cardini che hanno portato a quella legge che noi consideriamo una legge di civiltà, che è la 833, per però dire: guardate che se non ci sono i finanziamenti sufficienti, se non c'è il personale sufficiente, alla fine noi possiamo parlare di tante cose, possiamo parlare di razionalizzazione, ma il risultato è quello che abbiamo oggi sotto gli occhi, e cioè che
se parli con un cittadino qualsiasi non è soddisfatto, ti dice che non ha avuto le risposte che doveva avere. Ecco, io lo interrompo un attimo, torniamo su questi temi proprio per darvi un po' di ritmo agli interventi. Volevo passare in realtà a lei consigliera e dopo parliamo anche con il segretario nazionale, per fare un po' anche di informazione. È stata citata la legge 833. E si parla di rivedere dal punto di vista normativo. Potrebbe servire questo allo stato attuale, perché i cittadini dicono sì, leggi, poi giustamente anche il segretario ha toccato l'aspetto economico, però poi la regione che deve stanziare i finanziamenti a monte, lo Stato non ce li ha e quindi siamo sempre fermi lì. Si può ipernormare tutto, ma alla fine quello è. Però non parliamo delle persone, dopo andremo a parlare delle persone. Prego. Grazie dell'invito. Allora, la prima cosa che mi viene da dire, avendo letto il progetto di legge, è che in realtà non mira a complicare, ma mira a semplificare, e soprattutto è un progetto di legge che tocca il cuore della questione. Cioè noi, è vero, come diceva lei, che se ipernormiamo rischiamo di perderci nelle maglie di tanti dispositivi, di tante norme, i cittadini fanno anche spesso fatica ad orientarsi. Però è anche vero che le buone leggi che noi abbiamo avrebbero un potenziale importante se incardinate nella situazione attuale. Cosa voglio dire? La legge 833, le leggi che hanno dato forma al Servizio Sanitario Nazionale sono cardini, sono punti fondamentali, ma nel tempo i bisogni delle persone sono cambiati, i bisogni di salute, perché è cambiato il modo, ad esempio, in cui invecchiamo, sono cambiate le cronicità. Per fortuna la medicina ha fatto dei passi avanti importantissimi, quindi diciamo abbiamo una speranza di vita molto più lunga, ma vi do un dato prettamente veneto: se noi in Veneto abbiamo una speranza di vita media che va oltre gli 84 anni, la speranza di vita alla nascita in buona salute, cioè quanti anni noi speriamo nel momento in cui nasciamo di vivere in buona salute, oggi è di 58 anni. Vuol dire che noi rischiamo di passare più di 20 anni, 30 anni della nostra vita con delle patologie, con delle fragilità. E allora qual è il tema? Perché può essere utile una proposta di legge come quella che lo SPI sta facendo? Perché riorienta le priorità e lo fa dicendo cose molto chiare, e quindi assunzioni di personale, e quindi focus sulle liste d'attesa, e quindi riorganizzare la risposta in base ai bisogni. Tutto questo non è qualcosa, diciamo, di secondario, perché diceva lei, poi se non si investe, ma il fatto è che non è che non si investa perché non si può investire, si sceglie, lo Stato sceglie. Dico sempre, la politica è una roba meravigliosa perché è l'arte, soprattutto quando si governa, di decidere a cosa dare priorità. Ovviamente per dare priorità a delle cose bisogna inevitabilmente lasciarne indietro anni. Per anni abbiamo pensato che tutto sommato la sanità andasse bene, siamo stati appunto, e siamo ancora per certi aspetti, al sicuro, e quindi tutto sommato quello è un settore su cui si è lasciato un po' venir meno progressivamente un'attenzione. Adesso è evidente che è il tema principale. Come stiamo condiziona tutto: la possibilità di lavorare, come stanno le famiglie, la possibilità stessa di avere, la di qualità della vita, una chiarissimo. famiglia, di costruire una progettualità, no? E quindi da lì parte tutto. La salute deve essere messa al centro e questo progetto di legge lo fa. Potrebbe farlo, perfetto. Allora, scelta di segretario, priorità, diceva. Adesso se poi ci catapultiamo a livello nazionale, dove è necessario anche farlo, poi per carità anche sul territoriale, il consigliere ben l'ha spiegato, vediamo che delle priorità purtroppo, nostro malgrado, sono anche altre. Adesso parliamo della difesa, pensiamo un po', ci vengono i capelli dritti, nostro malgrado, ma è così. Cosa si rischia? Quella è la paura delle persone. E cosa si può fare? Cioè anche intervenendo con una legge di questo tipo, se poi, come diceva la consigliera, la politica deve valutare le priorità, ma questa viene determinata come non una priorità essenziale, quindi?
Ma infatti noi siamo partiti dalla proposta di legge nazionale perché abbiamo capito a un certo punto di questa nostra storia, dopo la pandemia da coronavirus, che non era più prioritario il tema del diritto alla salute dei cittadini, che stava diventando marginale e che a rischio c'era la salute e il diritto alle cure di milioni di persone. Questo fondamentalmente per scarsità di risorse, e il punto cruciale che la legge propone è l'incremento del finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, poi ci torniamo, e l'altro è la capacità di intervenire sui nuovi bisogni delle persone che hanno manifestato anche durante la pandemia grandi sofferenze e che sono principalmente persone anziane, per le quali serve un sistema diffuso, articolato, profondo, continuo, quotidiano, organizzato nel territorio, che dia in questo modo più forza allo stesso sistema ospedaliero. Un ospedale forte ha bisogno di un sistema di assistenza, di cure nel territorio fortissimo, altrimenti è lasciato da solo ad affrontare le ondate che verranno, che non sono soltanto quelle delle epidemie infettive, ma sono quelle delle epidemie della patologie croniche che prevalgono in questa stagione. E allora due scelte molto nette: risorse, molte risorse in più per il diritto alla cura e alla sanità pubblica, e una sanità e un sistema sociosanitario che sia diffuso nel territorio. Questo è il cambiamento radicale che chiediamo. Ma allo stato attuale, io mi pongo sempre dall'altra parte perché sennò ci manca l'interlocutore dall'altra parte proprio per comprendere. Adesso la sanità è diffusa comunque sul territorio, è che mancano i medici di medicina generale, mancano il personale per riempire gli ATS, manca il personale per cioè ci sarebbe teoricamente l'impianto diffuso, è che mancano le persone, i medici specialisti, infermieri, eccetera. C'è molta teoria ma poca pratica. Se mancano le risorse per formare il personale, per assumerlo, per distribuirlo nelle sedi territoriali, è evidente che c'è molta buona teoria, ma la pratica è praticamente zero. Ma questo lo denunciano gli stessi operatori che dicono: certo che siamo d'accordo con una sanità di prossimità, con una sanità molto più sociale perché legata alle condizioni di vita delle persone anziane, che non sono tutte schiacciate esclusivamente sul bisogno di cure cliniche, ma che hanno bisogno di molte attività, molte attenzioni, molte cure che riguardano la vita quotidiana. Diceva un grande innovatore, Franco Rotelli, l'allievo di Basaglia, diciamo, sì, che un medico, un infermiere che non apre il frigorifero a casa di una persona e non vede come sta la situazione, non è un buon medico, un buon infermiere. Quindi abbiamo bisogno di investire in questo. Per fare questo abbiamo ottime leggi, ma che non hanno la potenza di essere esigibili. Ed è questo il salto di qualità con i finanziamenti che la CGIL sta proponendo con questa legge. Ecco, cosa vuol dire? Spieghiamo a chi ci ascolta bene, in parole anche molto semplici. Cosa vuol dire esigibili? Esigibili vuol dire, per esempio, esigibili vuol dire che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stabilito come obbligatorie in Italia 1400 case della comunità, dentro le quali devono esserci obbligatori decine e decine di servizi, equip professionali. Abbiamo una slide sul sviluppo dei servizi territoriali, sì, magari per far capire ai nostri telespettatori, dalla regia possiamo utilizzarla. Sì, prego, prego. Volentierissimo. Significa avere equip di professionisti sanitari e sociali che agiscono insieme per intercettare e accogliere dove
nelle case della comunità, nei punti unici di accesso delle case della comunità, le persone, soprattutto quelle anziane, in condizioni spesso di non autosufficienza. Ma se tutto questo è semplicemente un assunto teorico, ma non è organizzato da parte delle regioni e non è finanziato perché sia possibile lettera morta. organizzare queste cose, resta un'ottima intenzione, ma una lettera morta. Consigliera, abbiamo visto, allora, spiegando ai nostri telespettatori, sviluppo omogeneo del territorio, le case di comunità, i ponti unici di accesso, ne abbiamo parlato tante volte, è sempre un meccanismo abbastanza rivoluzionario che deve essere digerito. Quando però io vado nel comune dove risiedo, vedo che stanno terminando una costruzione, c'è scritto casa di comunità, razionalizzo meglio, dico ho capito, là sarà il posto dove ci sarà un PUA, un punto unico di accesso, e la nonna andrà lì a chiedere supporto o il figlio andrà per chiedere che venga organizzato il servizio di assistenza e via dicendo, uno riesce già a capirlo meglio. Piccolo problema, deve essere ancora finito, siamo quasi ai termini e non ci sono persone. Questo però è un nodo cruciale, ne abbiamo parlato più volte anche con lei. Spiega ai nostri telespettatori come si fa a risolvere questo problema, anche in presenza, qualora ci fossero le risorse economiche, perché lei diceva giustamente, è una scelta, destiniamo le risorse, le troviamo, le togliamo da qualche altra parte e le mettiamo lì. Ma come si trovano queste persone? Allora, io credo che sia certamente una questione di risorse, ma sia anche una questione organizzativa, e mi spiego. Sono molto d'accordo che le buone intenzioni rischiano di restare tali se non si mettono a terra, ma parto da un presupposto nel ragionamento. Noi avevamo un sistema di sanità territoriale che funzionava benissimo. Cosa è successo? Ad un certo punto, in particolar modo con una legge regionale, la 19 del 2016, si è deciso di riorganizzare il modello brandendo la spada del risparmio, dicendo risparmieremo un sacco, efficienteremo, e poi si è usata quella parola orribile che nasconde sempre i tagli, e cioè razionalizzeremo. E un po' alla volta si sono asciugati i distretti, si sono svuotati, infatti la proposta invece prevede una nuova centralità dei distretti, quindi si sono svuotati i presidi vicini ai cittadini, finché l'Europa ci ha detto: guardate che se voi avete ospedali super efficienti, ma non avete delle strutture intermedie in cui il cittadino che non sa dove sbattere la testa possa rivolgersi per avere delle risposte, il risultato è che vi si intasano i pronti soccorsi di persone che lì non dovrebbero stare, e la macchina, altro che efficientarsi, altro che risparmiare, i costi salgono. Allora ecco le case di comunità. Ad oggi dovrebbero essere 99, dal report che abbiamo avuto in Commissione Sanità qualche settimana fa, che avevamo chiesto, sono 64 quelle teoricamente a buon punto, ma in realtà soltanto 3 di tutte quelle che entro giugno dovrebbero essere attivate, entro giugno perché scadono i tempi per rendicontare le spese fatte all'Europa, solo 3 hanno tutti i servizi. Allora vedete la distanza tra la realtà e quello che prevede il modello. Perché dico che è un problema certo economico? Perché finché non togliamo quel maledetto tetto di spesa per il personale che ci portiamo dietro dal governo Berlusconi e che dice che il personale pubblico noi non lo possiamo pagare più di un tot, ed è uno dei motivi per cui gli infermieri li stiamo perdendo a manciate a favore di altre regioni o di altri stati, finché non arriviamo lì facciamo fatica a invertire il sistema. Quindi il tema principe, lo hanno detto bene i segretari prima, è pagare equamente chi vogliamo trattenere nel servizio pubblico. L'altro tema è come organizzo il servizio. Perfetto, Cioè, è allora molto difficile pensare consigliera, io di interrompo un essere secondo. attrattivi. Interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità che incombe e siccome è un tema che deve essere digerito un attimo e compreso bene. Allora, come trattenere le persone, chi può essere coinvolto faccia questa riflessione, e come vanno organizzati e gestiti i servizi, questa è l'altra tematica importante. Pochi secondi di intervallo pubblicitario, restate con noi perché è un momento cardine, tra poco.
Allora, rieccoci insieme, stiamo parlando di una proposta di legge popolare per cercare di riordinare e rendere più efficiente e funzionale la sanità pubblica, proposta che con raccolta firme che verrà organizzata dal sindacato della CGIL, ma non soltanto, ne parleremo anche in seguito. Siamo arrivati a un punto cruciale: come fare. La consigliera regionale, vicepresidente della quinta commissione in regione, quindi si occupa di sanità, parlava da un lato delle risorse, quindi, che è un aspetto determinante, dall'altra diceva invece che bisogna agire dove? Cioè, se noi pensiamo che la sanità sia efficiente solo quando io ho un gravissimo problema di salute e trovo lo specialista che fa l'intervento con i mezzi super tecnologici, ci stiamo sbagliando, nel senso che quello è fondamentale. È evidente che se ho una patologia critica e trovo il centro di eccellenza, sono la donna o l'uomo più felice della terra. Ma nel bisogno di tutti i giorni, che cosa succede negli ospedali di periferia, sul territorio? Succede che spesso la forza lavoro, quindi gli infermieri, i medici, sono sottoposti intanto a turni spesso non umani, ma soprattutto gli stessi infermieri che hanno delle competenze, hanno fatto master, ormai sono iperlaureati, hanno specializzazioni importanti, vengono messi a rattoppare buchi nelle emergenze. Quindi non stiamo neanche sfruttando bene, uso il termine sfruttare in senso positivo, le competenze, le capacità che abbiamo contribuito a formare come sistema. Faccio un altro esempio e poi mi taccio. Quando parliamo di sanità faccio una finestra sul sociosanitario, ma perché mi è successa oggi l'episodio di una mamma che ha un ragazzo con una serie di difficoltà che ha in carico alla salute mentale. Questo ragazzo 2 anni fa si scopre che ha anche dei tratti di autismo, ma lui non può avere un servizio di sanità territoriale e di sociosanitario efficiente perché, siccome prima era in carico alla salute mentale, lui non può beneficiare anche di un'attività che gli farebbe molto bene, che in questo periodo parzialmente ha potuto seguire, relativa al suo disturbo di autismo, perché una cosa, la sua patologia madre, è legata alla psichiatria, mentre l'autismo è sotto la disabilità. Cioè noi andiamo per compartimenti stagni, soprattutto perché, e purtroppo la suddivisione dell'assessorato da sociale a sanitario secondo me non aiuta, stiamo separando delle cose che dovrebbero stare insieme. Abbiamo bisogno di un territorio più integrato che si domandi come sono cambiati i bisogni, se nel tempo più patologie riguardano le stesse persone, perché così sta capitando, posso rispondere come rispondevo 20 anni fa. No, ho bisogno di un territorio e di risposte di prossimità che guardino alla persona, che la prendano in carico, che non si accontentino di dire ho fatto tot prestazioni, un numero, ma non guardino a quanto tempo ho dedicato a questa persona, perché è questo che crea solitudine poi nelle famiglie che non sanno più dove sbattere la testa. Chiaro. Ecco, la consigliera ha toccato un aspetto, facendo un esempio con un caso reale che le è appena capitato di una persona giovane. In realtà tanto è la stessa cosa che abbiano qualche anno in più. Insomma, io tra me sorridevo tristemente perché è vero, capito? Cioè, ma in Italia si va a compartimenti stagni, questo lo chiedo anche, lo coinvolgo anche lei, segretaria nazionale. Qualsiasi cosa è terrificante, tutto difficilissimo, tanto è vero che quando tutto è troppo difficile abbiamo il cittadino che può va privatamente, perché non ce la, cioè è vero, diventa defatigante poter inseguire meccanismi troppo complessi. Chiedo a lei intanto, segretario territoriale Veneto, potrebbe servire una normazione diversa, ma come, in che termini? C'è la paura è sempre che quando si interviene con le leggi poi si va a complicare sempre di più per i cittadini. Sì, ma infatti il tema in questo caso, almeno a mio avviso, è che una serie di normative sulla presa in carico della persona in maniera olistica, si dice, cioè complessivamente in realtà ci sono già, quindi anche in questo caso continua a esserci quella differenza tra le cose che sono state normate, sono state dichiarate e quello che è lo stato dei fatti. Cosa potrebbe cambiare? Da questo punto di vista, per esempio, a me viene in mente, tornando a parlare delle
case della comunità che i punti unici d'accesso dovrebbero essere quei luoghi fisici in cui la persona viene presa in carico nella sua complessità. Ma siamo al punto che diceva la consigliera Luisetto, e cioè noi abbiamo una programmazione che parla di 99 case della comunità in Veneto e 3 che sono funzionanti a 3 mesi dal termine per la loro realizzazione. Quindi da questo punto di vista nascono, a nostro avviso, 2 problemi, intanto 2. Oltre a quelli già dichiarati. Il primo, come facciamo anche nel momento in cui queste fossero realizzate, come facciamo a farle funzionare, a farle diventare qualcosa che aiuta il cittadino e contemporaneamente aiuta anche l'ospedale a non essere intasato, a non avere i pronti soccorsi intasati e via di seguito. È chiaro che devi investire sul personale. Non possiamo continuare a dire perennemente che abbiamo le fughe verso le altre regioni, verso l'estero, verso il privato e non fare nulla dal punto di vista delle risposte sul piano contrattuale, ma anche sul piano del riconoscimento sociale di queste figure e quindi la formazione. Stop, andiamo perché sennò le persone dopo si perdono. Questo è un aspetto. Chiedo a lei, segretario, è la stessa questione anche a livello nazionale? E quindi valorizzazione potrebbe essere, si mette anche lei dall'altra parte se magari ha dei figli, nipoti, eccetera, di valorizzazione delle professionalità, è solo questo? Perché parlando con i più giovani che si cimentano in queste professioni non è solo una questione di soldi, è di sistema che non funziona, che è il paese che non è fatto per i giovani, perché se da un lato anche ti do di più, ma ci sono tante cose che non vanno, altre realtà sono molto più attrattive. Sì, ma intanto i soldi servono perché se l'Italia spende molto meno della Francia, della Germania, del Regno Unito, la sanità pubblica molto meno, qualche problema c'è. E ciononostante regge paradossalmente su alcuni grandi indicatori che la connotano come un paese che, in quanto ha scelto il sistema universale, cioè rivolto a tutti senza distinzione, almeno nell'ambito dell'ospedaliera attività e delle grandi emergenze, regge il colpo. Qual è il problema? Il problema è che non bastano i soldi se non sono orientati bene. Se non si decide che la grande epidemia di questi anni, dei prossimi anni, è l'epidemia delle patologie croniche, che è connessa all'invecchiamento della popolazione e che ha bisogno certamente di ottimi luoghi di acuzie ospedalieri, di emergenza, ma di una formidabile rete di servizi sociali e sanitari diffusi nel territorio. Le abbiamo chiamate case della comunità per fare prima si chiamavano case della salute. Quello che conta è che si fa salute, cure primarie con i medici, gli infermieri, gli operatori sociali, vicino a dove vivono nei luoghi di vita delle persone. Questo è impegnativo perché implica un rovesciamento anche dell'organizzazione del lavoro, un riconoscimento di professioni considerate minori. Il lavoro di cura non conta nulla, una badante svolge un lavoro povero, un OS che va a casa di una persona anziana per fare la spesa, fare le pulizie, tenerla in compagnia qualche ora, non conta nulla dal punto di vista contrattuale. E cioè c'è bisogno di un grande investimento. La legge si propone di fare cose molto semplici, molto chiare, più finanziamenti senza dubbio, sblocco di tutti quanti i vincoli assurdi che impediscono di assumere e di qualificare il personale
e questo straordinario investimento verso quello che oggi non c'è e che è la grande emergenza. Le liste di attesa sono quelle dei vecchi, degli anziani che non hanno cure, che sono abbandonati a casa loro. Cioè o si fa questa operazione e la legge lo propone in modo molto chiaro, anche con risorse, oppure noi continueremo ad assistere a un declino che purtroppo non farà male soltanto agli operatori e servizi, ma soprattutto alle nostre comunità. E allora di questo bisogna parlarne ed essere reattivi, e su questo raccoglieremo, io penso, tante firme. Sì. Consigliera, del tema delle liste d'attesa abbiamo già accennato, già parlato, lei tra l'altro ha affrontato anche la questione, l'ha sollevata con gli altri consiglieri di opposizione, parlandone anche con l'assessore regionale. Non si sblocca però di fatto, ci può essere anche uno sforzo, questo all'esterno il cittadino non riesce a vederlo, ed è forse la prima cosa, perché è quella che aiuta la prevenzione, che aiuta a dar fiducia a un sistema. Noi abbiamo un problema di fondo per le liste d'attesa, e cioè che continuiamo a sentire notizie contrastanti. Cioè, se ascoltiamo anche qualche mese fa, prima della fine dell'ultimo mandato Zaia, si sentiva spesso il presidente dire: abbiamo abbattuto le liste d'attesa, no? Abbiamo risolto il problema. E poi la gente aspettava e allora non ci si capiva più. Qual è il punto focale di questa questione? È che noi continuiamo ad avere come unica misura per capire se ci sono o non ci sono liste d'attesa le prime visite. Cioè la prima visita, se uno aspetta o non aspetta, fa numero, fa lista d'attesa. Ma se uno sta aspettando un controllo, anche delicato, anche un controllo oncologico, per dire, se uno sta aspettando un controllo, quell'esame lì, quella visita lì, non fa numero nelle statistiche delle liste d'attesa. Quindi a noi sembra, o comunque chi ce lo vuole raccontare in un certo modo ci dice che siamo messi bene, ma poi l'esperienza delle persone dice un'altra cosa. Allora noi abbiamo un piano in Veneto, una delibera proprio che contiene un piano per la riduzione delle liste d'attesa. Il problema è che non è efficace, e soprattutto che più della metà delle risorse utilizzate per ridurre le liste d'attesa, parliamo di 52 milioni di euro, più della metà di questi 52 milioni di euro usati l'anno scorso per ridurre le liste d'attesa sono date al privato convenzionato. E qua si apre un'altra finestra, cioè come organizziamo attorno alla questione dell'organizzazione, non soltanto della spesa. Se io continuo a dare risorse al privato convenzionato per diciamo far sì che ci permetta di avere una serie di visite in tempi stretti, ovviamente il privato fa il suo, non sto demonizzando, però è il pubblico che investe sul privato convenzionato invece di investire di più nella parte pubblica, con l'alibi che siccome non c'è personale nel pubblico, allora andiamo là dove c'è personale. Ora, raccontata così, credo che ci rendiamo conto tutti che è un cane che si morde la coda, cioè o io sostengo il personale, l'organizzazione del servizio sanitario pubblico, oppure sono io stesso che lo sto indebolendo investendo sul privato convenzionato, che se è pure convenzionato, sempre privato resta e fa giustamente le sue cose. Allora com'è che si riequilibra sta situazione? Secondo me dicendo una cosa molto semplice: io non posso, caro privato convenzionato, continuare a darti, devo anche ricevere in un momento in cui ho bisogno di una mano per mantenere in piedi questo sistema. Allora, se il privato convenzionato si sceglie tutto ciò che è remunerativo, e quindi la riabilitazione, la protesica, un certo tipo di diagnostica, un certo tipo di visite specialistiche, insomma, per capirci, la rianimazione non la trovo mica in un ospedale privato, oppure se ho bisogno di una presa in carico lunga perché sono un malato cronico, se ho una complicanza mi rimandano nel pubblico, non mi seguono nel privato. Allora, o cominciamo a dire che se il privato riceve, il privato deve anche un po' copartecipare
e dare, oppure continuiamo ad avere un sistema squilibrato in cui Sì, non però si può chiedere al pubblico che ci salva la vita di competere con un privato che invece si sceglie quello che è più remunerativo, no? Certo, però di fatto al cittadino, francamente, purché non sia un servizio di basso livello, ma non è questo il caso, che sia privato che sia pubblico, se non deve tirar fuori Basta che i abbia soldi, servizio, esatto, certo. basta, perché a questo punto dice devo fare questa pressione risonanza magnetica perché c'è un sospetto perché devo controllare, mandami dove vuoi, vado, ma addirittura dici mandami a 100 km di distanza, vado, non ne posso più, devo fare questo intervento, non fammi aspettare 2 anni, vado, cioè siamo arrivati a questi punti. Quindi è una questione organizzativa interna, ma di fatto però poi parli col personale sanitario, dice no, io non me la sento di lavorare anche la domenica, di avere turni acrobatici di notte, fare la diagnostica di notte come era stato proposto, per sopperire, per venire incontro a questo, andate dal privato, cioè bisogna controbilanciare, adesso qua ci manca il sindacato dei dipendenti pubblici perché magari tirerebbe fuori di altre ragioni e quindi si ricorre a questo, ma il cittadino, tutte queste cose interne, i lavoratori una volta che i lavoratori del pubblico non sono ipersfruttati e si scarica sul privato, il privato fornisce il servizio, non ci fossero liste va tutto bene, il problema è che non ci sono anche spazi nel privato e quindi resto in attesa. E se paghi il pubblico, ci sono le famose cooperative, dove questi medici vengono pagati moltissimo, costano moltissimo, è nel pubblico, però il pubblico tira fuori ancora di più soldi, giusto? Mi corregga se... Il problema è verissimo quello che dice, cioè che al cittadino basta avere la risposta. Il fatto è che noi non ci rendiamo conto che ogni volta che veniamo mandati nel privato convenzionato, in realtà stiamo svuotando un pezzettino del servizio pubblico, ma non per colpa nostra, noi andiamo ovviamente dove troviamo posto. Ma se dicono che posto non ce n'è, dicono posto non ce n'è. Se dicono che posto non ce n'è. Sì, quando troviamo posto, se troviamo posto. Il problema è a monte, è che c'è un decisore pubblico e c'è una politica pubblica che dovrebbe avere la responsabilità di rafforzare il proprio sistema prima di tutto, certo investendo di più, dando più risorse al personale, soprattutto quello infermieristico che è pagato pochissimo rispetto alla media europea, non parliamo del personale degli operatori e delle operatrici sociosanitarie perché lì siamo ancora messi peggio, infatti non si trovano più perché nessuno è più disponibile a lavorare a determinate condizioni, ma continuiamo a non guardare il centro della questione, come investo e come organizzo. Risolviamo il problema dicendo vabbè, diamo un po' di soldi, parecchi, perché parliamo di una trentina di milioni di euro all'anno solo per ridurre le liste d'attesa e quindi continuiamo a dargli queste risorse. In totale il privato cuba circa, il rapporto col convenzionato cuba circa 2 miliardi di euro, ma la parte solo sanitaria è 1 miliardo perché poi ci sono diciamo le gestioni del terzo settore sulla disabilità, gli hospice eccetera, ma qui parliamo solo di sanità, i poliambulatori, il privato convenzionato, cuba 1 miliardo di euro in Veneto, quindi insomma il cittadino non lo può vedere e va dove giustamente trova risposta, però è la politica che si deve porre il problema, che cosa succederà da qui a 20-30 anni per chi non si può permettere di curarsi e cosa succede già oggi, che tipo di risposte riteniamo in coscienza di dover dare. Assolutamente, adesso interrompiamo un attimo, abbiamo la pubblicità, poi chiederò appunto, faccio fare l'intervento adesso anche del segretario nazionale e territoriale e poi appunto chiederò a lei che sia interfacciata con i decisori, siete anche voi decisori ovviamente, regionali, su che cosa si intendete fare, come intendete procedere, visto che la legislatura è quella nuova. Pochi secondi di intervallo, torniamo insieme. Allora, stiamo cercando di trovare, sentendo i nostri interlocutori, possibili soluzioni a una questione, un dilemma, un dilemma. Segretario, lei come la vede? Ma in realtà io credo che le cose che abbiamo detto adesso nascondano in realtà due cose. Uno, i lavoratori del sistema sanitario, oggi come oggi, secondo tutte le indagini e via di seguito, sono oggettivamente oberati di lavoro. Non è vero che non lavorano il sabato, la domenica, anzi non esiste un ospedale, no, ma non ho detto questo, ho detto che se vanno sovraccaricati. Esatto.
e molto spesso fanno molto di più delle ore che dovrebbero fare. È una notizia che non è una notizia il fatto che i turni di riposo, le ferie e via di seguito siano accumulate nel tempo senza poterle fare. Dall'altro, io ho, come diceva la consigliera Luisetto, un sistema pubblico che invece di intervenire su questo, cominciando appunto ad assumere, veniva ricordato prima, ci sono ancora oggi blocchi alle assunzioni nel pubblico, nei servizi pubblici, cosa faccio? Utilizzo una serie di risorse per darle al privato che non dà tutte le risposte, dà solo quelle che gli sono convenienti dal punto di vista economico. Chiaro, quindi questa è la questione. Ed è chiaro che è un cane che si morde la coda, cioè utilizzo risorse che dovrei utilizzare per rafforzare il servizio, per dare una risposta che tampona alcune cose, senza guardare in avanti. Dopodiché va ripresa esattamente la cosa che diceva prima Stefano, perché noi insistiamo non solo sulle liste d'attesa su cui c'è un articolo specifico dentro la proposta di legge, ma sul territorio, perché abbiamo di fronte una situazione che nel tempo non migliorerà. No, ma anzi, lo sappiamo. Come diceva anche prima la Chiara Luisetto, la consigliera, in realtà noi abbiamo una delle aspettative di vita più alte in assoluto al mondo, ma non è un'aspettativa di vita in buona salute. Oramai molto spesso, quando si raggiungono i 60, 65, 70 anni, cominciano ad esserci una serie di patologie che nel tempo si cronicizzano. Certo, quindi abbiamo un periodo di vita sempre più lungo, che necessiterà ma di in cui interventi. c'è la necessità di avere una serie di interventi. Ed è su questo che vorremmo provare ad intervenire anche con questa proposta di legge, cioè riuscire a mettere a disposizione delle persone servizi che siano in grado di dare risposta appunto ad un allungamento della vita che purtroppo non è un allungamento semplicemente in buona salute. Segretario, a livello nazionale voi avrete avuto modo di raffrontarvi con i decisori pubblici nazionali, oppure il sentiment che un po' pervade a questo riguardo, aver manifestato certi disagi? Che cosa ne emerge? Racconti a chi ci ascolta, che magari può avere la curiosità di capire dalla vostra voce, di chi sta dall'altra parte, insomma. Ma ci sono due atteggiamenti. Uno è quello lo dico molto tranquillamente, del governo, delle forze di maggioranza, che tende a minimizzare, a banalizzare la situazione dicendo che con le ultime manovre finanziarie la sanità è sotto protezione, è sotto controllo. Ma questa è un'operazione che sa di ridicolo. E c'è chi invece come noi e tantissime associazioni si è preso la responsabilità di drammatizzare la situazione. Pur essendo la sanità italiana ancora capace di grandi performance, di grandi attività nei settori della cura specialistica e dell'acuzia e dell'emergenza, è, come dicevo prima, come hanno detto anche i nostri amici ospiti, sguarnita sul fronte delle cure rivolte alle persone anziane, con cronicità e un lungo periodo atteso di non autosufficienza. Questo implica cambiare radicalmente un sistema che è stato pensato per altri modelli di cura. E per persone più giovani anche magari. Implica naturalmente investire, implica affrontare un tema che è drammatico, catastrofico, perché le famiglie che devono farsi carico di persone non autosufficienti molto spesso vendono la casa per affrontare le rette e le tariffe. E sta sparendo quel patrimonio di eredità che si trasmetteva di generazione in generazione.
per far fronte a questa incredibile trasformazione demografica. Allora o ci facciamo carico di questo problema, e la legge di questo parla, più finanziamenti, decisamente più, stiamo parlando di qualcosa come 50 miliardi nell'arco dei prossimi anni, destinati dalle armi alla sanità. Stiamo parlando di un sistema che sblocca completamente tutti i vincoli che impediscono le assunzioni e le formazioni di nuovo personale. Ma come pensate che siano formati i medici di base se non vengono aperte le scuole di specialità e garantiti gli sbocchi professionali? E ancora, la grande operazione che si sta facendo è quella sulla non autosufficienza. Se non c'è una riforma che si fa carico di considerare che la non autosufficienza non è più un problema personale, privato, delle famiglie che devono cavarsela con le badanti o, se ce la fanno, con ricoveri in RSA e in case di riposo. Dove ci sono le famiglie? Perché adesso da qua in avanti le famiglie non è detto che ci siano. Su 14 milioni di over 65, 5 milioni di persone che vivono da sole, quasi tutte donne. Con pensioni basse. Con pensioni medio-basse, come si pensa possano affrontare il futuro? Allora, di questo parla la legge e di questo chiamiamo i cittadini a provare ad assumersi responsabilità. E naturalmente questo implicherà anche delle fatiche, perché con un fisco destinato agli evasori o ai furbetti del quartierino non si finanziano queste operazioni di civiltà e di diritto. Ci vuole un fisco giusto, ci vuole un fisco capace di rispondere a questi bisogni sociali, altrimenti non ce la facciamo. Quindi è una proposta non soltanto credibile, non è una nuova riforma, ma è una proposta che intende dare gambe, forza a norme che già esistono, e poi è una proposta che provoca chi non intende mettere a disposizione la ricchezza del Paese per il bene comune. Chiaro. E consigliere, appunto le chiedevo che cosa ne emerge dal confronto che voi avete avuto in Regione, quindi davanti a queste problematiche. Ne emerge che secondo me siamo ancora lontani dall'aver capito dove stiamo andando a sbattere, nel senso che proprio durante l'ultima commissione, nell'affrontare la manovra di bilancio che inizia questa settimana e andrà avanti fino a Pasqua in aula, discutevo con l'assessore proprio alla sanità, proprio sul come ridurre le liste d'attesa, e la risposta che mi ha dato è che è il tempo di affrontare in modo specifico il tema dell'appropriatezza delle prescrizioni, che vuol dire uguale se i medici ci dicono correttamente di dover fare un esame o no. Allora io credo che questo sia parte di un problema complesso. Certo, le liste d'attesa hanno anche a che fare magari con delle prescrizioni sbagliate, però la maggior parte del tempo, se un medico ci ordina un esame è perché davvero ne abbiamo bisogno, magari ne avremmo anche avuto bisogno prima, ma siamo arrivati al punto che proprio lo dobbiamo fare. Quindi io credo che serva un'assunzione di responsabilità da parte della politica regionale un po' maggiore di quella che c'è, soprattutto quando parliamo di sanità di territorio, e non ci si può, come dire, arroccare dietro l'idea che sistemati i conti della sanità ospedaliera il problema sia risolto. Noi, come è stato ben detto e più volte detto, dobbiamo avere chiaro che i sistemi sanitari, anche nord europei, in cui la sanità funziona, sono sistemi in cui il cittadino, il paziente, trova una risposta vicina che faccia da filtro prima di arrivare all'ospedale. Quel filtro lì da noi si è un po' intasato. Bisogna liberarlo e far sì che i cittadini trovino vicino una risposta, anche supportando i medici di medicina generale, nel senso di equiparare la formazione, le scuole di specialità, le possibilità di carriera
dei medici di base agli altri medici in modo da invogliarli a scegliere questa professione, da un lato. Perché lo stato attuale, dall'altro... Io interrompo solo un Scusi. secondo perché questo è un altro anello molto importante. Le persone, Certo. I professionisti, ci sono delle professioni sanitarie estremamente importanti che non sono più di appeal come scelta di professionale di Certo. vita da parte dei giovani. Un dato di fatto non ce n'è, perché non danno prospettive, perché non piacciono, io non lo so. E questo Però non è che si posso risolva dire una facilmente. cosa? Noi dai dati regionali che ci sono stati presentati, quello che diceva adesso è verissimo, perché dai tecnici di laboratorio ad alcune specialità noi non troviamo medici che abbiano voglia, cioè non troviamo ragazzi che abbiano voglia di specializzarsi in quelle specifiche tematiche, ma entro qualche anno, una decina d'anni, una quindicina d'anni ci dicevano i dati, noi in realtà di medici ne avremo quasi in sovrabbondanza. Quindi il tema non è aprire a tutti anche il numero chiuso, risolviamo il problema così. Il tema vero è trattenerli nel pubblico, perché già oggi noi abbiamo un numero di medici che è in media con quello europeo. Alcune specialità fanno più fatica, certamente, però in molte abbiamo un numero in media, non tanto al di sotto, solo che se ne vanno nel privato a lavorare perché la turnistica, gli stipendi non li trattengono nel pubblico e l'organizzazione interna. Perché io lo dico sempre, lo scorso anno, quando abbiamo ascoltato le associazioni di infermieri e medici prima del bilancio, cosa che quest'anno purtroppo non abbiamo potuto sentire, cosa ci hanno detto? Il primo problema, il secondo sono stipendi, eccetera. Il primo era lo stress da lavoro correlato per chi lavora in ospedale in particolar modo, che si vede i gettonisti passare avanti, pagati di più, che si scelgono i turni, che si vede situazioni in cui non riesce neanche a gestire la propria vita personale e familiare. Allora, se agiamo parallelamente sull'organizzazione, magari mettendo alla testa delle ULSS persone competenti, non soltanto in filiera, ma competenti, e agiamo sull'aspetto economico e sulla territorialità, allora riusciamo a trovare un po' di luce in fondo a questo tunnel. Ma c'è una volontà? E soprattutto combattiamo un po' di solitudini sanitarie. C'è una volontà di risolvere in qualche modo in questi termini la questione, certo che implica un grande lavoro organizzativo, di ascolto, di rigestione, di rendere un poco conto. Questa. Guardi, noi abbiamo un piano sociosanitario regionale che è scaduto nel 2023, che è quello che le schede ospedaliere ci organizza tutti i servizi. Dovremmo in questa legislatura, e credo passato il bilancio, che sarà uno dei primi temi, spero, mi auguro, che la Giunta metta sul tavolo, dovremo rifare il nuovo piano sociosanitario regionale, che dovrà durare per i prossimi anni. Io credo che quella sia la sede in cui provare a costruire un cambiamento culturale e prepolitico. Speriamo di riuscirci, noi ce la mettiamo tutta. Grazie consigliera. Parola a lei, siamo verso la chiusura, dopo anche al segretario nazionale, oppure prima il segretario nazionale può ritirare le file, prego. No, io riprendo un po' la cosa che diceva adesso la consigliera. Anche da questo punto di vista noi è da un po' di anni che stiamo dicendo guardate che il piano sociosanitario regionale è scaduto. Sì, ci sono una serie di situazioni che vanno prese per mano ed è ora di cominciare a presentare una nuova proposta e a discutere con i cosiddetti stakeholders, cioè con tutti i soggetti che hanno un qualche rapporto con questi temi. Siamo enormemente in ritardo. Mi permetto di dire che tra l'altro i vecchi piani in realtà o sono stati solo in parte attuati o tra l'altro avevano anche un'impostazione che continuava ad essere ospedalocentrica anziché un'impostazione che guardava il territorio. Famosi hub. Vorremmo evitare che fossimo di nuovo in queste condizioni. Ultimissima cosa che compete a me prima che a Stefano, noi, ripeto, dalla metà del mese di aprile
saremo nelle piazze come sindacato pensionati, ma in realtà come CGIL, per chiedere ai cittadini di firmare questa proposta di legge. Chiediamo a tutti di darci una mano perché la salute è un interesse di tutti i cittadini che va difeso. Chiaro. In chiusura, segretario nazionale, quindi... Intanto sono molto contento che nel Veneto, come in molte altre realtà italiane, parta questa raccolta di firme che ha un significato molto semplice: restituire ai cittadini il diritto di parola e il fatto che la salute è un diritto e non una merce, e siccome non è una merce ma è un diritto, la sanità deve essere garantita dal sistema pubblico e su questo bisogna investire, altrimenti non è più un bene comune, un bene collettivo, è merce. E noi non pensiamo che il diritto a curarsi e a star bene sia possibile essere garantito in un mercato, ma debba essere garantito in una società coesa, solidale, unita, che così è migliore per sé, ma anche perché permette ad altre comunità nel mondo di essere più avanzate. Ecco, tenendo conto che la sanità è di competenza comunque regionale, eccetera, questa raccolta firme per questa modifica legislativa importante, questo riordino normativo, che valenza viene ad avere nazionale e territoriale? Due parole proprio. Intanto ovviamente non può interferire sulle competenze proprie delle regioni e contemporaneamente però stabilisce che la tutela della salute non è materia di autonomia differenziata. Chiaro. Punto. Ecco, va bene, quindi questa è la cosa di chiusura. Allora, io ringrazio la consigliera regionale Luisetto di essere stata qui con noi, di essersi resa disponibile, le auguro buon lavoro e buon confronto, perché ovviamente dal confronto poi possono nascere delle grandi opportunità. Grazie a lei, segretario nazionale, di averci raggiunto, di averci dedicato del tempo. Grazie naturalmente anche allo SPI regionale Veneto. C'è stato sempre qui con noi, che riesce a darci degli stimoli di riflessione. Ci aggiornerete su quando anche incomincerà questa raccolta firme. Cari telespettatori, vi auguro una buona serata, buon proseguimento con i nostri programmi, rivedete poi la trasmissione su YouTube e sul web.